Rosica, siete voi? Senti che bella usanza, quando che si in maschera se parla co creanza. Dite, sapete niente se Dorotea sia andata? Non so niente. Via, non fate la sdegnata. Guarda se severo, par che se sia villani. Rosica, che sparlar proprio da scalzacani. Or mi viene la rabbia. Ma Ignazio. E così? La manda all'imbassada. Quando? Veni con me. Dove? Veni con me, stai sulla mia parola. Eccomi, son con voi. Così non vado soia. Lo sa che vengo anch'io. Mo non vedete man? Potete andare innanzi, vi seguirò pian piano. Ah, non si degna il paron di venir via con me. Come serve i paroni tutti, non fa così. Tanti che nego servio, e a dire la verità per me, non sta mia a dirlo, tutti ga vuode a bontà. Tutti al manco e me dava delle parole buone. Ho fatto tante volte sospirare parone. Ma non perdiamo il tempo. Ma per Diana, ma sente il fuoco? No, se non mi vede man, non si va in nessun luogo. Oh, che sofferenza. Andiamo. Non stemio ben così, col cavaliere servente voglio andare anche a me. Adesso stago bene. Meglio non posso star. Ho perso tutti i bessi e non so come fare. L'intrada ho consumato, ho impegnato il buon e il beo e tutte le mie ricchezze consiste in sto aneo. Ma parso una gran basa quando che ho comprato. Adesso devo andare anche a più buon mercato. Ma venderlo perché? Potrei impegnarlo? Se sogo e se me refo posso recuperarlo, se che fosse sanetta, e a trovaria il bisogno, ma andare a domandare da sola, me vergogno. Se la che fosse in casa, ma che il tocco de disgraziata, un cuolase in borresso e non sarà tornata. Proviamo. Figurete, neanche se i queste donne, queste fra le ore, sciavo, signore parole. Ho bisogno de bessi, so scaldata dal zogo e per trovargliene adesso mi butterà vinta il fuoco. Ma che se signora Costanza che so che la genà per via de Donna Rosica la menanca imprestata. Ma se andà a sanetta, de mi no, non è sa niente. Andar col mio muso non è da prudente. Ma il bisogno se grande, cioè non so come fare. Via, bisogna farsi animo, voglio andare a provare. Oe, de casa? Chi batte? Vieni su. Perdona. Ora aveva il parò? Ora il parò. Che non mi conosci? Scusa la domanda, perché pare il parò deficiente da quest'altra banda. E che appazzati in casa, su porta segreta. Se vai in su mesai, su per una scaletta. Se io tocco de asenasso, mi conosci io chi sono. Ma perché vai ancora? Voleva il parò. Sì o no? Che io in casa. Ma che sì, ma poco può stare. Se accomanda niente, non andarlo a trovare. Bisogna che costui certo non mi conosca. Senta, Donna Rosica mi racconta qualcosa. La serva il servidore, se può passare de qua. Sì, se va poi, non si serve, non si fa. No, ora non so quel che dice, sei matto da Igar, ma se è meglio che vada via, ora non vuoi far mormorar. Se vuole parona. No, sì o no, non mi occorre più, guarda. Oh, già mi pensava che aveva io. Ma diseme, bel fio, ma cosa ha detto di mia serva di sta casa? Era detto così? Zitta, chi è tua maschera? Non lo so. Vediamo. Ah, sono intrigata adesso. Non si sa chi sia. Chi è domande? Adesso cosa ho già da dire? Che la domando io? E vorrei venire. Me domande a me o vorla a me Maria? Non è domanda gli uomini e donne da par mio. E se la vegna, la se comoda. Se può venire? Prego, che patrona, che la resta servida. Brava, servo capio. Cosa vorresti dire? Mi intendo me. Oh, che figlio!
Posso venire? La vegna, Servitor riverente. fagli una reverenza. Poi, Gabe porta niente. Ho comprato dei dolci. Ma gli devo da dar così? Sì, sì, senza cerimonie, consegnemeli a me. Ecco, tenete. Oh, la guarda, illustrissima patrona, quante galanterie. E il patron gliele dona. Compatite, signora, se lei mio nome ardisce. La toga sti confetti. Vedeu se la gradisce? Ne dà l'illustrissima un pochetto in canu. Ti osti 4, Zanetta. E il resto lo metto via. Oh, che roba preziosa. Più di me si parea, che vecchiassa cosa. Ma vai un pochettino arente, ti sei pur gnocca. Non dice niente, ella mi guarda appena. Cos'ha là da parlare? La gai a bocca piena? E l'anello? Non l'ha il dito. E che già era un po' larghetto, e che l'ha portato all'orecchio, e che lo stringe un pochetto. Vai un pochetto arente. Ti sei gnocca. Parli, signora. Ti che così a bocca. Sdegnate forse di avermi in vostra compagnia? Parli che sottose. Dice. E lavorava via, ma non la si vergogna. La vada in quella camera, se va quando bisogna. Parli, le occorre nulla. Che caro signor patron, e vorrei accompagnarla. No, non la vuoi suggestione. Saludilo e va via. Quanto è graziosa e vaga. Se la vuol che la vada, Zanetta, via accompagnela. Non a sera sarà andare da sola. Intanto mi, al mio paron, che dirò una parola. Andiamo illustrissima, mola sei una gran furba, mola sei una gran vecchia. La gada è spiritasso, ma poi la si confonde. Io non so che mi dire. Le parlo e non risponde. Quasi quasi direi. Cosa? E non mi par quella. Oh, con la vedere in viso saparesse sea. E poi, sono capace mi de burlare il paron. Non dico così, ma sono poco contento. Compatirla bisogna. La ga un poca di vergogna. Mi dispiace di essere trovata all'osteria. Dunque, me ne andrò. Ma signor no, resti qua. Ma se venia a toia, ea non mangiarà. Senti, fe a modo mio, de un poco a girar verso il fin di Atoia, ne venirei a trovare. E a trovare scoperta, e a trovare sentada. Passa quel primo incontro e sarà accomodata. Dunque così farò. Vado e ritorno ora. Ma no, non stai venire così presto. Aspettai al manco un'ora. Un'ora. Un'ora aspetterò. Becciamarei contento. Voglio, se me lo posso, dirle il mio sentimento. Questo il patron, sapevo che un bianco un brun all'osteria si paga tanto per un. Ma io non mangio. Ah, è vero, ma mi si mette già in fette. Beh sì, non viene go. Ho capito. Tenete. Oh, grazie. Ma non sarà la mattinessa bea, signora Dorotea, se pagassi anche a parea? Perché no? Già lo sapete, quando sono impegnato, a spendere non guardo. Ecco un altro ducato. Bravo, cos'è vuol ben, beh sì, non si sparagna. Vestito ducatei, culie non me ne magna. Vado dunque, e a consolar le doglie andrò della patetica e gelosissima moglie. Do ciapado ducati. Tornerà il paron per sconder Meneghina, troverà un'invenzione. Non sarà più quea, la sarà andata via. Ma basta, in ste cose non me l'ho mai perso in vita mia. Che il diavolo è oseveccio, per questo che ne sa, mi diceva mia madre, ti gana testuina, ma sapeva quel che so, che già ero fantuina.
il padrone non si vede. Via parecetoia, demme che il fiade tossico che mangiano di sua. Il palone si gode. Uno che entri. L'ho visto con una maschera. Ma la metto a me. Bisogna che sopporta, sia sai che fino adesso da rabbia non sia morta. Ma come fai quel che non che pensa? Bisogna che il suo cuore a qualche dunque dispensa. Mimo, che sono nemica della conversazione, stavo qua a Puaretta, sentada in un canton. Tanti e tanti mi dice che stavo da regina. Mimo vorrebbe essere una sua una contadina. Con una Puaretta scambieria è stato mio, purché che avesse sempre a rente mio Maria. I batte. Sai chi sei? Chi sei? Ti sei mo? Sei quella dell'aneo. C'è la Dorotea. Giusto era. Ti reghe, guardi quello che a voi. Sono un attore di seghe. Fai venire su. Chissà se ha trovato quella che... Sono curiosa di sentire che non abbia trovato. E mi avrà da dire quello che se ha trovato chi gliela venduto l'aneo. O qualcosa che avrà da dirmi di bello. Oh, asiatora, oh, mi dispiace da seno. Caia, che dirò, di snotarvi e a sera non seno. La si comoda, la si sente un tantino. Sono qua, signora Costanza, e go a portare il Sosechin. E a ringrazio, e se posso, anche io la comanda. Patrona, i complimenti a se mi demanda, noi se ne serviamo. Oh, signora, sì, in verità, co che il Sosechin vinti che non c'ha pa. E se sapeva far, che ne ciapava, sento. Bisogna accontentarsi. Oh, mi non mi contento. Senda via il tagliador, per questo essa sta. Se continuava il taglio, lo voleva sbancare. Sì, ora col gioco bisogna andare bene. Non parliamo di questo, parliamo dell'aneo. Me dà sì o no? Sai ancora niente che gliel'abbia venduto. Zonita sta insolente, è ancora via. Chissà quando che torna a casa. Non ti me cucchi con sta bella rosa. Domani lo sapremo, ma già a me non è a me crede. Ma credo di meritare un pochettino di fede. Non so, donna, capace di lavorare d'ingegno. Che asso se la volva la diesesechini impegno. Ma da un cuo domani mattina che premura che sei? Insomma, primaria ad averlo un camicio al parquet. La ga troppa premura, ma a parte veder scuro. Se si trova il paron, io perdo sicuro. Ma la disna. No, in verità, Gianetta è andata via e neanche se ne ricalda, non credo che sia. Padrona, che la resta servire. E dell'aneo parlemo. Veramente? Non mi ricordo. Dell'aneo parlemo. L'avevo fatta. Questo aneo parlemo, dai. E a mani un pochettino che poi discorreremo. La magna un pochettino che poi discorreremo. Veramente go fame. La magna se la vuoi. E via per non rifudare, mangerò un buon consiglio. Ma so di poco pasto, goggio dal Sosechin. Oh, me la dà, me la dà. Caro quel cavallo, 6 volte me la dà. Colometto vara non faio. Ma che buona c'ho sta menestra. La si porta pulito. Buon c'ho io non è magna. Non ho troppo appetito. Buon c'ho sto piatto da seno. Fa gusto che piaza. Così torno a ridutto senza tornare a casa. A vederla mangiare, mi viene voglia anche a me. Cosa che pagaria poter mangiare così. E da bere? Urla piccolo. Grosso, così vado a ridutto col caore addosso. Si allegra stasera. E non viene vostro marito con voi. Cosa mi importa a me se non tornate più? Già, ogni settimana go lettere a posta. Quando che go dei bessi, stago ben da mia posta.
Signora Dorotea, no. La me creda a me, non è cosa ben fatta, non la va ben così. Se per i suoi interessi qual marito non può stare, ha una mujer per questo da farsi criticare. La perdona se parlo col cuore aperto, ma chi stima suo marito, così non vive certo. E chi non stima il suo, può dar da sospettare che quelle altre che piace praticare. Cara signora Costanza, è sempre che torniamo qua e mi fa rivoltare che il poco che go mangiare, ma chi crede a che sia? Coe donne onorate non si tratta così. Sente, mio marito, Cosa mi importa a me? Alfin, le stessa tutta. Che vedo? Bevo a sua salute! Voi qui? Per grazia sua. Credo ancora di sognare. Cosa esiste meraviglia e me par di sospettare. Ma schernitole, ma serie indegne, or mi vendicherò. Dove andevo così presto? Decio partire. Signor no, non avete da andare via se avete reputazione. Qua si tratta di assai, la me dica Paron, senza scaldarsi il sangue. Dove sei quell'aneo che avevi ieri in tal deo menueo? L'ho perduto. Senti io? Caro signor, la perdona, la varavi o forse regala sta patrona? Io? Si compone. E a cosa è netta e scetta? L'ho comprata stamattina e go dai bessi a Zanetta. Ah, Zanetta. Sì or sì. La loga aveva in deo e me lo conosciù. Questo quasi è il suo aneo. Oh, basta, mi non so niente, l'aneo è mio nemico e donne onorate non si tratta così. Lasciate che io lo veda. Se ho questo? Sì, codesto. Le quel che mi ho comprato dai mande Zanetta 3 zecchini godà. 3 zecchini? Sì or sì. Ma ne val 12 e più! La loga aveva in deo e me lo conosciù. E basta, mi non so niente, l'aneo è mio nemico e coi donne onorate, basta, non si tratta così. Oh, ma che diavolo sarà? L'anello è suo. Io cavare donà. Ah, mi non togo regai. Lo sarà. Se sei un uomo di onore, la verità dice. Se sei un uomo de garbo, in faccia sua parlè. Se per questa signora ha avuto qualche stima, moglie mia, compatite. E via, non sia prima. Ah, è così. E così della mia stima insegno, dandovi quell'anello. Ma come? Ma sei un uomo indegno. Coi donne onorate vi insegnerò a trattare. Zanetta, stamattina me l'è venuta a mostrare 3 zecchini godà. Godito e torno a dir voglio l'aneo in drio se credo di morire. Ma che confusione è questa? Vi perdeo de coraggio. La massera m'abbia. Via, rispondeghe. Adagio, sapete dove sia la vostra serva adesso? No? Ora la ritroverò questa maledetta serva. Cosa vi importa a voi? Moltissimo mi preme, signora Dorotea. Andiamo, ritroviamolo insieme. Come vorresti andare con in compagnia? Venite anche voi, cara consorte mia. Certo che venirò. Sentirete l'impegno, è un terribile caso. Vado a vestirmi e vengo. Signora, scusate, non so che dir, venite. Se noi mi dà l'aneo voi che femo una lite. E con gli abiti di lei, chi l'ha vestito? Cosa da dir vero? Sono stata mi. Così a roba mia ti impresti a chi ti vuol. Così le fa costie, cogenese, e le tol. Tutto è scoperto al fine.
Signora, perdonate, se troppo ardito io fui, all'error mio, scusate. Ben, ma con sti vostri inchini perder non voria l'aneo, i 3 chini. L'aneo e ottengo mi. Io il denaro pagherò. Domani i 3 zecchini a casa vi manderò. Caro Mario, possibile che vuoi fare il matto? Certo che questo caso mi ha assai disingannato. Vedo che una tal vita è piena di perigli e vuol seguire d'ora innanzi della moglie tutti i consigli. Prego il ciel che sia vero. E voi, Madonna Arpia, mai più ne piene passo metti in casa mia. Oh, così? Neanche per questo mi vegnerai a goba. Temeraria. E ti tocco de desgraziata a casa più non venir. Ti è bella licenziata. Non mi licenzia così? Così te licenzia. Pense, povere gramme, a vivere con decoro. Una buona massera val più di un tesoro. Noi altri se fidemo in te vostre man. E voi vuoi tradir chi che veda il pan? Voi per frascherie disgustare parone? Ma se voi siete cattive, che ne tante de buone. E massere cattive, mandemo un tan. E massere buone, sbattemo che man. Siamo divertiti anche se l'impegno non è stato poco, devo dire, però insomma si cerca sempre e anche di divertirsi, è un lavoro, è un impegno, ma è divertente e spero che qualcosa vi siate divertiti anche voi nonostante le situazioni.